Cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto, edizione della notte per quanto riguarda il nostro audio giornale con le ultime notizie accadute in Friuli Venezia Giulia. I casi accertati positivi al coronavirus da quando è partita la pandemia sono 3.059, con un incremento di 18 rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.519, mentre i clinicamente guariti 136. Si registra un decesso in più rispetto a ieri, che porta a 295 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato dalla sede operativa della Protezione Civile di Palmanova l'assessore regionale con delega alla salute e protezione civile, nonché vicegovernatore Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, 158 casi, Udine 72, Pordenone 61, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina risulta 1.271 infettati, Udine 954, Pordenone 644, Gorizia 189. A questi si somma una persona non residente in regione. Sono 5 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 131 e 973 quelli in isolamento domiciliare. Prevista domani, domenica 3 maggio, una nuova e imponente azione di distribuzione a domicilio delle mascherine anche nel comune di Cividale del Friuli. Dalla mattina presto 20 squadre miste composte da volontari del gruppo comunale di protezione civile e operatori militari dell'esercito, il terzo reggimento artiglieria da montagna di Remanzacco, percorreranno la città e le frazioni con l'obiettivo di consegnare tutte le mascherine entro la serata, pioggia permettendo, complessivamente l'impiego di circa 60 tra volontari del gruppo della protezione civile e militari. Le modalità sono le stesse già adottate per le precedenti distribuzioni. I volontari consegneranno le mascherine in confezione chiusa all'interno delle cassette della posta di tutti i cividalesi. Assieme alla mascherina verranno consegnate anche una comunicazione del sindaco rivolta per quanto riguarda lo stato di salute e la vicinanza ai propri cittadini, un foglio informativo sulle attività realizzate nel periodo di emergenza del Covid-19 a Cividale e un coupon per l'ingresso gratuito a favore di tutti i cividalesi al monastero di Santa Maria in Valle col tempietto longobardo e al CIPS con le marionette non appena i musei saranno riaperti al pubblico. Un piccolo segno di vicinanza alle persone e un auspicio che prima o poi si tornerà alla normalità. In questo periodo di coronavirus in Friuli Venezia Giulia è attivo l'Info Handicap, che sta facendo veramente i salti mortali per continuare a dare il servizio ai propri associati, grazie anche all'impegno, va detto, della già deputata Serena Pellegrino, che sta coinvolgendo il Ministro della Salute, nonché i sottosegretari di competenza. Abbiamo avvicinato per questo al nostro microfono Antonino Bondavalli, che è il responsabile regionale di Info Handicap FVG. Buongiorno, il centro Info Handicap effettivamente in questo periodo di pandemia si è dato da fare per svolgere non soltanto il servizio che lo contraddistingue di informazione tramite il sito, tramite la newsletter, tramite le mail, ma ha attivato anche una sorta di rubrica, l'abbiamo chiamato le interviste di Info Handicap, attraverso dirette dalle pagine Facebook di Info Handicap per continuare a fare la nostra opera di informazione verso le persone che purtroppo in questo momento vivono con difficoltà il loro essere in primis persone con disabilità, ma vuole essere un aiuto anche per tutte quelle persone che fino all'altro giorno di disabilità non avevano praticamente nulla o non si percepivano come persone fragili. In realtà tutti noi siamo persone fragili e in questo momento la pandemia del Covid-19 ha creato questo senso di impotenza, di difficoltà, di malessere generalizzato che sta contraddistinguendo un po' tutti quanti.
Tramite le dirette e le interviste Info Handicap noi abbiamo intervistato pubblici amministratori, professionisti, fin tanto il ministro Patuanelli, ministro allo sviluppo economico. Il lunedì 4 maggio, eh, quasi come inizio della fase 2, intervisteremo il sottosegretario all'istruzione, il dottor Giuseppe De Cristofaro, con il quale parleremo di scuola, parleremo di ragazzi con disabilità, ma non solo, ragazzi che hanno dei problemi, le famiglie, cosa succederà con la fase 2, faremo ovviamente il punto su quello che c'è stato e poi anche il grosso problema dei vari centri estivi, dopo scuola, ricominciare o meno e in che modo la scuola a settembre, senza dimenticarsi l'esame di Stato che a giugno i ragazzi di quinta superiore sosterranno. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per domenica 3 maggio, al mattino in prevalenza sereno con bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Le temperature in pianura, le minime oscilleranno tra gli 8 e gli 11 gradi, le massime tra i 20 e i 23 gradi. Sulla costa le minime tra gli 11 e i 14 gradi, le massime tra i 18 e i 20 gradi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo la buonanotte e anche chiaramente una buona domenica e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.